il giorno dopo. Buongiorno gentile pubblico, come vuoi vedere se mi fanno la scenata. Buongiorno signor cavallo. Però vale il destino a volte, te ti metti la camicia da cowboy e a vita te manda i cavalli, e che deve ancora arrivarmi la cravatina texana che ho ordinato. Ma guarda che bel posticino nei pressi della casa del Diego, quindi te puoi venire a fare a Van Life anche qua secondo me. Sì, adesso lo segno su coso là, cos'è il nome? Dai, l'app dei crucchi, qui che dormi in bordo strada, cos'è il nome? Park Fortnite. Ma gli organizzo un imbastimento turistico, bikepacking e van life a Vicenza. Tony, dove sei tu? Sono a fare bikepacking e a van life a Vicenza. No, dai! Appunti per te. L'inverter è infinitamente più silenzioso di quello che avevo prima. Guarda, guarda un attimo. Cioè, non è che è dentro, nascosto, tappato, ok? E prima quando facevo andare l'aspirapolvere, effettivamente il carico rimaneva a zero, nel senso che giusto una tacchetta dava una tacchetta su 5 appena acceso, che è lo spunto, e dopo basta, stava a 0 tacchette, quindi tanta roba. No, mi piace che sinceramente che è silenziosissimo, ma veramente. Ma anche sì, perché a volte magari sai, registravo i video o magari volevo dormire e fare riposino e c'era magari il computer che stava facendo le cose, stava scaricando qualcosa e sentivi che partiva di continuo, porca miseria. E quello vecchio, e vabbè, ma le cose più belle arrivano dopo, dai, dopo te le dico, promesso. Dico dopo perché nella vita bisogna sempre toccar ferro. Cosa significa? Cioè, a parte l'atto scaramantico in sé, ma cosa significa questo mio non voler mettere le mani o i piedi o quello che vuoi troppo avanti? Significa che se io mi metto già in testa che dopo al 100% si fa quella cosa che prima o dopo dovremmo fare, ovviamente, però forse la facciamo oggi, e poi magari non si fa a tempo oppure servono dei pezzi che da ordinare, che cacchio ne so io, qualsiasi cosa, ci resto male, perché come abbiamo sempre detto l'uomo, ma anche la femmina, per carità di Dio, se si crea delle aspettative, ok, e queste non vengono esaudite, per di più non vengono esaudite in breve termine, e ci sta male, ci sta malissimo, hai capito? Vive una vita di merda. Quindi io invece di dire a me stesso, cioè di autoconvincermi che dopo facciamo questa cosa, dico forse dopo facciamo questa cosa, cioè speriamo che dopo si riesca a fare sta roba, e guarda che ti cambia veramente la vita questo piccolissimo e apparentemente stupido ragionamento. Cane, ero troppo preso col lavoro, scusami, perché allora abbiamo detto che tu vuoi le pape di Amy. Dove sono le pape di Amy? Le pape di Amy. Vediamo se sono qua. Possono essere queste? Le pape sono queste? Vado? Ok, cioè, roba che hai buttato per terra tuo padrone, ti sei instrambata, hai fatto cioè, sembra che non ti nutro, cane, guarda che sei anche obeso, cioè, guarda, non so, dopo prendo parole, anche sei obesa. No, ma veramente, aspetta, perché il cavolo non posso andare in giro, comunque, guarda, vabbè, senti l'uomo che taglia l'erba. Cioè, estremamente silenzioso, come fosse spento sto inverter. Cazzo, l'altro ti ricordi che era una turbina? Cioè, non lo senti questo? Proprio zero. Cazzo, figata, bellissimo, per lavorare sta roba. Qui sono quelli che ti vanno di là. Ho preso il tester. Vedi una roba. È il discorso che ti ho fatto delle aspettative, le illusioni, eccetera, eccetera, che ho fatto bene, perché il tutto è perfettamente fattibile, no? Quella cosa segreta, però per motivi di tempo non riusciamo a farla oggi. Pertanto la faremo noi tre, più che altro Diego e Mirko mi fa solo che casino, e quando si monterà il frigo così ti racconteremo tutto quanto. Questa è stata un po' una specie di dietro alle quinte, un po' del backstage del video che uscirà fuori il 32 ottobre, esatto. Aspetta, piccolo dettaglio prima di chiudere. Allora, questo inverter, come anche quello che avevo prima, per carità, ha il bypass automatico quando, ipotizziamo lo scenario, l'inverter è acceso e in utilizzo e tu
colleghi il camper in ricarica o al generatore integrato o a un generatore esterno che equivale a una presa del 220, ossia quando attacchi il camper alla presa della corrente fuori, detto ancora più terra-terra. 3, 2, 1, tac. Eccolo là, eccellente. E anche stavolta non ciappo fuoco. Ciao, prossima! Sì, no, ok, adesso vado via, fermo là. Allora, una cosa per me molto comoda, molto simpatica, è il fatto che se l'inverter è spento e tu attacchi il camper sotto la colonnina, le prese collegate all'inverter funzionano lo stesso anche se tu non lo accendi. Cosa è? Devo sognare 6 cavalli. Senti, se mi vado a dormire con un elemento del genere. Allora, noi lo abbiamo salutato Diego, ma te l'hai salutato? È importante anche l'educazione, domandai al Cristo. Oh, ver Marco Caldogno visto in casa. Ah, comunque ti sconsiglio i Megawiz, questo è il quinto che cambiamo, da sempre errore e 5 di batteria, è un disastro. Sta roba qua si magna, cioè le smontai ma magna all'albero, ok? E dopo abbiamo trovato l'uva fragola qua dietro, io pensavo che era una pianta ornamentale, guardati. Oh, è Mimona che va a fare la spesa al supermercato. Caldognus che corre felice con la bici, con il mare che è un po' intempestato. No, dobbiamo digerire il pranzo per poi essere pronti alla battaglia di questa sera. Che figata l'ospedale vecchio di Aso, cioè guarda una volta quanta più, a parte cura, dettagli eccetera, quanto più buon senso, no? Invece dei 4 cubi che fa adesso, guarda che mestiere, guarda. No, io faccio il video invece, volevamo condividere con voi, gentile pubblico, questo arcobaleno che mi pare che a monitor anche si vede correttamente, esatto, sì. E dopo anche condividere sta roba, no? Praticamente c'erano dei signori che ci avevano chiesto informazioni sul parcheggio, le linee blu eccetera, e sta signora sui 40-50 che si era fermata ferma lì a guardarmi mentre parlavo e mi non sapevo se tirare dopo papine o tirare fuori qualcos'altro. No, guarda l'arcobaleno, piuttosto vuol dire, per quanto bello che sono, è normale che tu ti fermi e ti metti là a fissare una persona che sta parlando, cioè se brutto non si fa, porca puttana, ma messa a disagio, Dio caro. E io contraccambierei il disagio tirandomi giù le mutande, non che metto tanto fa ste robe. Che bei ricordi, questo era il condominio dove stava mia nonna quando ero piccolo, che lei faceva la custode, cambiato il colore e completamente le piscine. Esatto, guarda che bella giornata con la pioggia in bicicletta, tanto bella sta roba, a me piace. Te trovi col tuo commercialista, ti imbriaghi bene e dopo te che domandi il conto. Vedi, prima ho detto che c'erano tutti i teenager che fanno le fotografie al mare, no? Guarda che per i teenager che fanno le foto. E allora Marco, per sentirsi teenager, anche sopetta che Miller dio ciamame, le andà a fare foto anche a lui, no? Sì, adesso è interessante sto albero qua, vedi tu? Una roba incredibile. Ah sì, quel tuo è vero, il primo che ti pisci a mattina. Ah, che bel tavolo, tutto per me. No, signori, è occupato, è prenotato. Tutto mio. Tutto mio. A me il sushi non è mai piaciuto, massa crudo, guarda che roba, massa crudo, no, mia roba cotta o niente. No, avevamo prenotato, è nostro il tavolo. Dico dita che qua era tutto prenotato solo che per me, ma dopo attenta qua, memo oscurazione. Aspetta, così. Tengo fermo la camera così la censura metterla sempre in quel stesso posto. PS, mica sto in coglioni ai cinesi perché la roba mia arriva sempre dopo di tutti, mentre che altri gli ordini arrivano subito. Ah, ma sì, infatti, ma sulla mamma, ma è un braccio fin qua. Caro diario, ricordarsi che oltre avanza una stessata di tetta di quelle no, non quella qua, Dio caro, ti mi ha fatto la tetta a Lio e a Cancara. In realtà mi passa dopo perché anche a me va a tornare in una. Ma io che c'è, se ciappa e se tacca le tette, ma io normale che ti te lo fa fare un amico e se ciappa le tette, oh, trovi una cosa di Ragione. Dove aspetti il prossimo? Lasciamo fare un tutorial anche oggi. Sì, fai un tutorial su come si mangia il sushi. Esatto. Adesso arriva vegetariano.
Lo stavo tagliando a metà. No, no, vai, prendi il pesce, mangia il pesce, No, ma guarda non- come non si è- mangia. non è che mi piace È il tantissimo. bisat. No, ma non è che mi piace E tantissimo. adesso perché sei in Allora, Michela, direi però- Michela, fatti il tutorial su come si mangia il sushi. Ho il dito, non ce la faccio, ho il dito così. Anche a me ho il dito che non diese, ma me lo mangi stesso come un porseo. Prima se ciò col deo, dopo se toccia sulla salsa e dopo... Pensavo che era più facile. E come fine tutorial, oltre che se ciuccia i dei. Bello, bello. Dai. Bello, Lega le dita. bello. Dai che è venerdì. Guarda che gli è furbi i cinesi. Allora, se ordini cose da poco, ok? Cose a pochi soldi, ti arrivano subito. Se ordini tipo gamberetti, ti arrivano dopo 2 ore. Hai capito? Dopo è ora che chiude il locale. E te non hai mangiato un cazzo, hai capito? L'olio che nitta. Allora, un po' di delusione per me, perché insomma che mi aspettavo che i miei amici facessero numeri un po' più alti, cioè che mangiassero di più. Invece anche Wolfo lo vedi e dice, Dio caro, il te magna a toia. E invece no, c'è proprio stata una delusione. Vabbè, le delusioni a me, le cose belle a voi, un tutorial su come indossare il bavaglino. Dove ci sono le birre vuote. È nuovo nel mondo dei tutorial, però insomma si applica, ragazzo, si Prima di applica. tutto, prendi la ballerina, No, Peppe, bello, fa lui. e metti un bicchiere di birra. L'etichetta va dietro. Non so cosa più adesso, ragazzi. Ok? Cioè, E si è pronto. e il tutorial, l'etichetta va dietro, appunto, ecco, boh, basta così. Questo è il tutorial è come... Ho capito. Boh, ecco, bambini, ora sapete come mettere il bavaglino. Evitiamo il tutorial su come nascondere gli avanzi, perché sai che all'olio che nitta se avanzi te lo fanno pagare, quindi c'è tutta una tecnica, però insomma vedremo poi in futuro, adesso non è il caso. Comunque bello a Jesolo, no? Se non ci vieni, sai, per ogni tavola tutti sti tablet, ok, tu ti scegli, vabbè qua adesso che sei caffè, ti scegli quello che vuoi, lo metti nel carrello, quando hai fame premi invia ordine, solo che ti ho spiegato il trucchetto per come ordinare abbastanza in anticipo la roba. Non è che mi ha fatto schifo. Volevo immortalare questo momento, ma anche per quando saremo vecchi, no? Vedi, guarda come già lo vedi più giovane, guardalo. No, adesso sta serio, guardalo. Non lo vedi un po' più giovane, guarda i lineamenti, la pelle, ok? Questo perché Francesco ha mangiato per la prima volta, credo, il sushi. Sai che il sushi è una roba da teenager, ok? E quindi vedi come lui subito, come Darwin insegna, l'essere vivente si adatta per l'istinto di sopravvivenza, procreazione, eccetera, che comunque richiama la vita, bla bla bla, singa notaia, ok? All'ambiente circostante. Quindi Cesco, in questo ambiente di sushi, è tornato più giovane. It's a bittersweet